Salve, buongiorno a tutti. Io sarò inevitabilmente rapidissimo perché mi vola un aereo. Benissimo. Ho pensato di portare come contributo non certamente una discussione di quello che è stato l'ultimo report dell'OMS sulla salute mentale nel mondo, in cui ho avuto l'avventura anche di collaborare nell'advisory group, che però ecco, un documento che voglio raccomandare alla lettura, è solo in inglese e in francese, poi c'è una versione in spagnolo, ancora in italiano non è stato tradotto, è un documento molto importante. Io ho portato solo alcune slide che vengono adesso presentate dall'OMS col permesso di Deborah Kestel, che è la direttrice, per raccontarvi un po' che tipo di inquadramento o di reinquadramento il report propone. E credo sia importante come cornice su tutto quello che stiamo dicendo in questa giornata. Si chiama Transforming Mental Health for All, è un report che viene editato 21 anni dopo il precedente, quindi di fatto in qualche modo disegna uno scenario che ha avuto degli elementi di cambiamento, di trasformazione, certamente, non radicali ma importanti. Certamente il tema dei diritti è centrale, una delle prime affermazioni è che la salute mentale è un diritto, e quindi fa parte del campo, voi sapete l'articolo 25 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità riguarda l'ottenimento del più alto grado di salute e quindi la salute mentale rientra a pieno titolo ed è un elemento critico, come sappiamo tutti, per la salute in generale e quindi naturalmente ne viene sottolineata l'importanza e la centralità. I dati epidemiologici sono arcinoti, soprattutto a chi è diciamo, del mestiere, ma non sono nuovi, vengono dall'Atlas, dall'Atlante dell'OMS, l'ultima versione del 2020, però insomma si sottolinea che oltre 1 miliardo di persone, una persona su 8, soffre oggi di un disturbo mentale, il 52% sono donne, che corrisponde a circa il 14% del carico globale di disabilità, oltre il 5% del carico globale di malattia nel mondo. E una morte su 100 è causata dal suicidio che si verifica quasi nel 60% dei casi in età giovanile, comunque prima dei 50 anni. Poi c'è il tema della mortalità che qui è sottolineato, vedete persone con disturbo mentale severo hanno un'aspettativa di vita almeno di 10-20 anni a seconda degli studi inferiore alla media. Ci sono tutta una serie di gap che su questo mi voglio soffermare, in quanto in qualche modo, oltre al gap di informazioni e di dati, soprattutto epidemiologici, che l'OMS ammette, un gap che definisce drammatico, e la ricerca spende meno del 5% nei paesi poveri in questo campo. Io credo che l'Italia forse sia addirittura sotto, non so, chiedo a De Girolamo. C'è il tema della governance, c'è un gap a livello di governance, soltanto il 21% dei paesi hanno politiche o leggi in linea con i diritti umani, i 2/3 della spesa sono destinati agli ospedali psichiatrici ancora, quindi questo è un dato assolutamente scioccante per molti, ma insomma questa è la realtà nel mondo, come ha sottolineato bene Saraceno in un commento recente al report. E il tema delle risorse è collegato naturalmente, cioè solo il 2% della spesa sanitaria in media va alla salute mentale, ricordiamo che in Italia è sotto al 3%, stiamo continuando a scendere dopo la pandemia, gli ultimi dati dicono addirittura il 2,75%, insomma siamo a livello della Slovacchia, per parlare solo dell'Europa e dei paesi OCSE. Corrisponde soprattutto questo ad una mancata copertura dei bisogni di cura. Per la depressione il report dell'OMS stima che soltanto il 23% nei paesi ad alto reddito di persone che hanno necessità di cure per la depressione venga coperta da trattamenti e addirittura il 3% nei paesi a basso reddito. Quindi la depressione è completamente lasciata, insomma, abbandonata. E naturalmente ciò spesso non è neanche garantito dallo Stato, eccetera. C'è un gap poi ovviamente a livello di servizi, dove sussiste la dominanza a livello globale del modello biomedico e il 71% delle persone con psicosi, per esempio, non riceve alcun trattamento nei servizi di salute mentale, 71%. Quindi ci si interroga quali siano le barriere alla domanda di cure.
Naturalmente le persone si confrontano con un'offerta povera di servizi, non disponibili, non accessibili o addirittura non economicamente abbordabili e di scarsa qualità. È drammatica la carenza cosiddetta di literacy, cioè di educazione sanitaria su questi temi, in cui domina una realtà fondata su pregiudizi, lo stigma, sappiamo tutti, e lo stigma stesso di per sé in qualche modo conduce a violazioni dei diritti, discriminazione, eccetera. Il tema delle competenze, ecco, vedete, l'OMS mette sul piano della disponibilità di competenze gli specialisti, naturalmente, tra cui la figura dello psicologo, di cui oggi molto si parla in questo convegno, naturalmente, che è pienamente inserito in una vision di public health, naturalmente, lavora spesso, dovrebbe lavorare in equip multidisciplinari, delle quali rappresenta un elemento fondamentale, in un approccio multidimensionale, bio, psico, socio, culturale, si aggiunge oggi, eccetera, e esprime dei livelli di responsabilità sulle organizzazioni, un fatto molto importante per l'Italia dove è un dirigente sanitario. Ci sono i lavoratori, ovviamente, gli operatori del general healthcare che devono essere formati alla salute mentale, ma anche coloro che offrono cure a livello di comunità, i counselor, i lavoratori comunitari non specializzati, i volontari, i peer, eccetera, eccetera. E poi le stesse persone con la loro esperienza che rappresentano in qualche modo, ovviamente, un bagaglio di competenze a disposizione di questo sistema. In tema di promozione e prevenzione, il capitale sociale si aggiunge al capitale individuale delle persone noi sappiamo quanto il capitale sociale sia legato al rapporto tra il cittadino e le istituzioni, perché servizi operanti in un certo modo possono aumentare il capitale sociale. Viceversa, coloro che non incoraggiano un rapporto diretto con i fruitori dei servizi e tengono lontani i fruitori dei servizi dalle istituzioni dei servizi stessi, ovviamente non incrementano il capitale sociale. E naturalmente tutti i fattori legati alle condizioni di vita, i cosiddetti ben noti determinanti sociali di salute. Questa è la rete dei servizi che l'OMS descrive, c'è un capitolo molto bello, secondo me molto centrato, che è descritto come una rete, un modello a rete che comprende i servizi integrati nella medicina, dalle cure primarie, ospedali generali, i servizi di salute mentale territoriali, vedete qui Community Mental Health Centers, eccoli qua, no? Vedete, ci sono anche i servizi di medicina generale e ci sono anche la salute mentale al di là del settore sanitario. Questo è un riconoscimento molto importante sia del ruolo dei servizi sociali ma anche di coloro che lavorano in contesti non sanitari, per esempio le prigioni, le scuole, i luoghi di lavoro, abbiamo sentito l'importanza da parte della relazione di Clark. E questa è una nuova definizione rispetto alla vecchia piramide dello Stepped Care Model che l'OMS considera superata. Questa è una notizia, ma è stato detto al summit di Roma, bye bye Stepped Care Model. Adesso, insomma, questo va interpretato, ma naturalmente il modello a rete in cui l'offerta di cure può essere distribuita su una serie di provider viene visto come più appropriato in una situazione, diciamo, almeno su scala globale. Quindi la famosa piramide, no, che costruisce questa gerarchia di interventi, insomma, non è ritenuto un modello più accettabile, benché sia stato, che sia stato formulato ormai più di 20 anni fa. Ecco, gli interventi al di là del settore sociale, ecco, ma io salto qui rapidamente e mi soffermo sui servizi integrati a livello di primary care. Lo dico perché alcuni modelli importanti sono stati legati al collaborative care. Qui in sala vedo il mio amico Russetti che ha lavorato a Grosseto in questa direzione. Il collaborative care è un approccio che è evidence-based, è stato sviluppato soprattutto negli Stati Uniti in termini teorici, c'è un documento dell'APA molto interessante, un manuale, no? Questo è uno degli schemi, dove uno specialista di salute mentale collabora, ovviamente in una triangolazione con il care manager, il case manager e il paziente, lavora con il medico di medicina generale soprattutto. Lo psichiatra ha spesso un ruolo di consulenza, questo è quello che viene in qualche modo definito, quindi ci sono delle forme in cui si può fare un'ottimizzazione di risorse e di competenze.
Per quanto riguarda l'OMS c'è un programma molto importante, si chiama Mental Health Gap, che molti di voi conosceranno, che però, di cui si parla poco perché il suo significato è stato un po' frainteso come offerta di formativo e di linee guida per paesi a basso e medio reddito. In realtà è uno strumento preziosissimo, io dico anche provocatoriamente, per gli psichiatri che lavorano e per gli specialisti, per gli psicologi, uno strumento straordinario realizzato con tutte le evidenze, che costruisce i percorsi di cura, i percorsi diagnostici e di cura per quanto riguarda tutte le condizioni, le aree principali, 11 aree per la salute mentale, tra cui c'è la depressione, ben identificata. E quindi c'è il tema del basso livello di riconoscimento e di accesso all'assistenza, che crea ovviamente dei danni molto gravi. L'OMS addirittura stima una perdita economica globale di $1 trilione USA ogni anno per il mancato accesso all'assistenza, e la valutazione imprecisa, cioè il fatto che in realtà sul tema della diagnosi, insomma è incoraggiante sentire da Clark che i GP inglesi sanno riconoscere la depressione, io non tanto credo, ma diciamo che da noi sicuramente questo è un tema molto, molto importante. E ci sono trattamenti di tipo psicosociale che sono evidence-based, lo sappiamo, sentiremo credo da Giovanni De Girolamo a breve questo, oltre all'uso abbondantissimo di psicofarmaci che è la realtà dominante del nostro paese. E naturalmente noi sappiamo che i farmaci non dovrebbero essere usati come prima linea di trattamento, soprattutto nei bambini, negli adolescenti, e in ogni caso non sono la prima linea di trattamento per i casi di depressione più lieve. I manuali OMS sono stati sviluppati per gli interventi psicosociali. Trovate uno molto bello, se lo conoscete, questo Problem Management Plus, che è stato tradotto anche in italiano da un'ONG, si scarica su internet, uno strumento articolato di quasi 200 pagine cui ci si può formare attraverso una serie di lezioni, che serve a formare operatori non specialisti, ma attraverso una serie di indicazioni molto precise che vengono dalle tecniche, dagli approcci evidence-based. Poi c'è la terapia interpersonale di gruppo e un programma che si chiama Thinking Healthy, soprattutto per la depressione perinatale, anche questo basato su principi di terapia cognitivo-comportamentale. Questa è l'offerta dell'OMS che complementa il programma del Mental Health Gap. Noi l'abbiamo tradotto in italiano e sia la prima che la seconda versione disponibile sul sito del Ministero. La diffusione è molto scarsa, ma vedete per esempio sulla depressione quanto è interessante vedere che la prima linea di intervento sono interventi psicoeducativi mirati anche a ridurre lo stress, rafforzare il sostegno sociale, incoraggiare la prosecuzione delle attività quotidiane e la partecipazione alla vita di comunità, e soltanto in seconda battuta si arriva a considerare la prescrizione di un antidepressivo. Ecco, questi sono gli interventi, queste sono le aree, non c'è tempo ovviamente per entrare dentro, ma lo trovate tra l'altro sia nella versione italiana ma anche nella versione originale. È un'app scaricabile, andate, vedete MH Gap in questo momento sul vostro telefonino, lo scaricate, gratuito, ed è un sistema di ipertesto, insomma, attraverso cui puoi navigare, formidabile per orientarsi sul campo della diagnosi, dei disturbi mentali principali, delle linee di trattamento e così. Ecco, qua ci sono tutti i suggerimenti su come intervenire a livello, diciamo, psicosociale. Noi abbiamo puntato su questo nel rielaborare il mandato che ci aveva dato l'AIFA per la regione Friuli-Venezia Giulia, con un piccolo finanziamento, di valutare l'appropriatezza e la prescrizione di antidepressivi. E da questo punto di vista noi sappiamo è una regione che, come sta più o meno nella media italiana, il 5,7% della popolazione di Friuli Venezia Giulia prendeva nel 2019 degli antidepressivi. Credo che sia aumentato con la pandemia e naturalmente vedete nella distribuzione di fasce d'età gli anziani, cresce con l'età, quanto siano destinatari di consumatori di antidepressivi. Soprattutto SSRI, ma anche SNRI. Noi allora abbiamo pensato di tentare, con l'aiuto della regione, di formare tutti i medici di medicina generale, che sono circa 500, in realtà siamo riusciti a formarne 300 rotti perché alcune aziende non hanno collaborato attivamente. È stato fatto tra il 2019 e il 2020 con una serie di interventi formativi sul modulo del Mental Health Gap,
quindi a utilizzare il manuale con le limitazioni gravissime naturalmente, che il mental health gap va studiato nel suo insieme, va utilizzato in tutte, però insomma abbiamo preso questo, abbiamo riscontrato gravissime difficoltà del medico in generale nell'identificare i sintomi core del disturbo depressivo maggiore, per esempio, quindi su questo abbiamo lavorato. Una scarsa rilevazione degli eventi di vita stressanti, una bassissima percentuale, soprattutto per quanto riguarda le donne, che pure ovviamente rappresentano un campione molto importante, i problemi relativi alla collaborazione con altri professionisti, e qui mettiamo anche i nostri centri di salute mentale, tutte le barriere che ci sono da una parte e dall'altra nello scambiare e costruire quella famosa rete che l'OMS dice, e naturalmente l'importanza di identificare i trattamenti appropriati secondo la letteratura, secondo quello che l'OMS consiglia, e la centralità della figura dello psicologo. Ecco, quello che è emerso, no, devo dire, è stata la richiesta molto forte di avere una figura in collaborazione col medico di medicina generale, e alcune piccole sperimentazioni sono state fatte anche nella nostra regione, in alcune e valutate anche con piccoli studi sulla efficacia dell'affiancare un intervento fino a 4 sedute, molto breve. Tullio Giraldi ha fatto questo studio, un farmacologo noto in un'area di Trieste, poi è stato utilizzato anche a Udine. Ecco, la figura dello psicologo, diciamo, a supporto immediato del medico di medicina generale. Non c'è tempo per discutere, come dire, approfonditamente su queste ipotesi, ma si tratta di tutto sommato, di una soluzione un po' a metà, no? Che non in qualche modo inquadra un sistema di intervento. Interessante dire che lavorando su aspetti di questo genere formativi di medicina generale, miglioravano i 3 indicatori dell'OSMED sulla aderenza al trattamento, la minore occasionalità al trattamento. Lo switch terapeutico rimaneva tra i vari farmaci più o meno allo stesso livello, ma l'aderenza al trattamento aumentava nei 6 mesi successivi alla formazione di ben 3 punti, cioè non si assisteva più a quello saltare da un antidepressivo all'altro, che è tipico della pratica di molti medici in generale e devo dire anche di diversi psichiatri. Ecco, questa era la formazione. Ma insomma abbiamo lavorato sulle difficoltà comunicative col medico, questo rinforza per esempio la visione che ci sia necessario delle figure che siano formate all'ascolto, perché il problema dell'autostigma, il raccontare la depressione, gli eventi di vita correlati da parte del paziente in un setting di medicina generale ha rappresentato uno degli ostacoli più fortemente sottolineati. La formazione ha tutti i suoi limiti, purtroppo poi dopo non c'è stato un follow-up adeguato che richiedeva una supervisione e soprattutto una guidance, una guida al medico di medicina generale sui casi da utilizzare, però credo che sia stata una sperimentazione interessante che andrebbe ripresa. Mi permetto di concludere dicendo che guardando a questo che dice l'OMS e a in qualche maniera quello che è l'orizzonte attuale, noi dobbiamo, anche sentendo l'esperienza di Clark e dell'IAPT inglese, il diritto alla salute mentale è una delle condizioni fondamentali di salute che va garantito da parte del Servizio Sanitario Nazionale a diversi livelli di densità, a condizioni di disagio e sofferenza psicopatologica, costruendo interventi e trattamenti all'interno di un sistema articolato di servizi. Ecco, questo mi ha colpito sentire David Clark sottolineare l'importanza del system, no, rispetto al treatment, in qualche maniera il cosiddetto delivery of care, l'offerta generale dentro poi il content of care, che è sicuramente importante, ma non è risolutivo di per sé. Uscendo quindi da una logica in cui affidiamo il trattamento di cosiddetti disturbi mentali comuni, così li chiama l'OMS, ma non è ovviamente dispregiativo, soltanto le dinamiche del mercato privato della salute, insomma, che rispettabilissime, però diciamo abbiamo bisogno di un intervento di sistema che coinvolga la salute mentale pubblica, a partire dalle cure primarie, migliorando le capacità di screening e prima risposta, evitando l'abuso di terapie farmacologiche e quindi tutto questo, penso che le raccomandazioni della Consensus Conference rappresentino un fondamentale contributo in questa direzione, che va tradotto in scelte però concrete, programmatorie, formative di policy sanitaria, a partire dal PNRR mitico e famoso, quindi nell'architettura della sanità territoriale, ma non solo. Concludo mostrando questa slide sempre del report dell'OMS, che è illuminante. Giustamente è stato identificato che l'impegno
nel guidare l'agenda di salute mentale può essere espresso supporto. Questo abbiamo avuto molte manifestazioni ultimamente anche a livello ministeriale, insomma, di un impegno che espresso a livello, diciamo, di intenzioni, un impegno però che deve diventare istituzionale, cioè tradursi in politiche, piani e programmi per realizzare queste dichiarazioni e soprattutto budgetary, quindi avere in qualche modo un corrispettivo economico per poterlo rendere realmente realizzabile. Grazie.